Bentornati e bentrovati a Storie. Che cosa succede dopo l'Iliade, dopo l'Odissea? Che cosa succede? Come va a finire la storia di Ulisse? Abbiamo lasciato Ulisse nell'Odissea che banchettava con suo padre, con suo figlio, contento e tranquillo. In realtà ci viene detto da opere minori che si chiamano appunto Omero Minore che la storia va avanti. Ne analizziamo due questa sera importantissime. Una è l'opera dei ritorni. Ritorni perché il giovane Agamennone, ritornato in patria, viene ucciso da Egisto. Egisto è l'amante di sua moglie, Clitennestra. Clitennestra ed Egisto combinano la morte di Agamennone. E questo sarà uno spunto importantissimo, interessantissimo per la tragedia greca, che vedrà nella morte di Agamennone l'emblema della morte del grande re, ucciso dalla propria moglie e dall'amante della moglie, che in qualche modo durante tutti quegli anni era stato il più grande colpo inferto all'onore, l'onore di un uomo che era partito per vendicare l'onore del fratello e che poi aveva in casa problemi ben più grandi di quelli di suo fratello con Menelao, appunto Paride ed Elena. Ma la seconda opera interessantissima è l'opera chiamata Telegonia. È molto importante quest'opera perché racconta che cosa è successo dopo l'Odissea, dopo che abbiamo lasciato Ulisse tranquillo e beato a casa sua. La storia ci dice che non è andata così bene la vicenda, perché Ulisse in realtà voleva partire, sentiva la nostalgia del mare, la nostalgia di casa sì, ma la nostalgia del mare. Aveva questo desiderio di andare oltre, di non fermarsi a Itaca e quindi abbandona sua moglie, lascia sua moglie e prende di nuovo il largo e arriva praticamente, secondo la tradizione, quasi alle colonne d'Ercole e le supera, le sorpassa. Le colonne d'Ercole erano lo stretto di Gibilterra, dove secondo la tradizione, secondo la leggenda, il mare finiva in una cascata senza fondo, in un abisso senza fondo. Ebbene, Ulisse attraversa e riesce a scampare la cascata, a tornare indietro, quindi ritorna dalle colonne d'Ercole e sazio di questa grande avventura ritorna in patria. E in patria chi trova? In patria trova Telegono. Telegono chi è? Telegono è il figlio che Ulisse aveva avuto dalla maga Circe. Anche questo non ci era stato detto nell'Odissea, ma la donna aspettava un bambino e questo bambino si chiamava Telegono. Telegono che non riconosce il padre e scambiandolo per un brigante lo uccide, secondo la migliore delle tradizioni greche. E quindi il padre Ulisse viene ucciso dal figlio del tradimento, dal figlio dell'adulterio, dal figlio dell'infedeltà. Ecco, c'è una morale, c'è una sapienza dentro questo racconto. L'uomo che non aveva saputo stare nella propria famiglia, ma che aveva osato desiderare di più, che aveva osato sfidare le colonne d'Ercole, l'uomo tracotante, l'uomo Ulisse che si rivela essere un peccatore perché non ha saputo stare dentro il limite umano che gli era stato assegnato, viene ucciso proprio da quella trasgressione, dal frutto di quella trasgressione da cui aveva preso il via tutto, la trasgressione che Ulisse aveva avuto con Circe che aveva portato alla nascita di questo figlio. Il frutto della trasgressione punisce il trasgressore, quasi a dire che non c'è azione nella nostra vita che non ci presenti il conto. È un po' inquietante, ma è una delle tante morali presenti nel mondo greco. Ne vedremo altre domani, sempre qui a Storie.